Gli altri fanno naturalmente ogni tanto i programmi ai 100 giorni. Noi in un mese abbiamo fatto 5 sedute di Consiglio regionale, abbiamo approvato una legge importante come quella che ha spostato dei soldi a favore delle popolazioni colpite dal tornado. Già depositati 37 progetti di legge. Come ufficio di presidenza abbiamo fatto 9 riunioni, abbiamo fatto 47 delibere attuative. Quindi sono cose che in un mese rendono onore al Parlamento dei Veneti. Le commentavo con i colleghi di altre regioni che sono lontanissimi dai ritmi di lavoro che abbiamo imposto appunto in questo inizio legislatura. Secondo me questo è un ottimo segnale appunto che il Consiglio regionale e il Parlamento dei Veneti dà nei confronti del mondo socio-economico del Veneto. Siamo e vogliamo mantenere il ritmo della società civile, il ritmo adeguato appunto alla terra veneta. Noi stiamo attuando con gli amici del Friuli un'attività che vedrà coinvolti i consigli regionali del Veneto, del Friuli, della Carinzia e dell'Istria nei prossimi mesi. La strategia EUSALP, la macro regione alpina, vedrà il Consiglio regionale impegnato appunto a definire le linee e la programmazione di questo nuovo contenitore che vedrà tutte le regioni alpine collaborare insieme per utilizzare al meglio i fondi europei. Ci sono cose che appunto questo Parlamento regionale, questo Parlamento dei Veneti darà come risposta e come operatività ai Veneti che se l'aspettano. È importante che ci sia una leale volontà di confronto e di approfondimento, perché una buona legge esce da un buon confronto tra maggioranza e opposizione. Noi siamo qui per fare la nostra parte, non facciamo sconti rispetto a questa necessità di confronto, riteniamo che il ruolo del Consiglio regionale sia anche quello di recepire attraverso le autonomie locali, gli enti locali, eventuali miglioramenti rispetto alle proposte di legge che portiamo avanti. In questo senso ritengo fondamentale e necessario l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, sul quale ho già presentato la proposta di legge che è andata in prima commissione, e mi auguro che a settembre partiamo con l'approvazione anche di questo importante strumento.